Il prossimo incontro. Ma chi sono davvero questi spudorati? Il venerdì alla Camera dei Deputati ci sono solo turisti e piccioni. La settimana parlamentare inizia il martedì e finisce il giovedì sera. Per capire come abbassare gli stipendi dei parlamentari hanno addirittura istituito una commissione presieduta dal presidente dell'Istat Enrico Giovannini. 4 mesi di lavoro, 37 pagine, per dire che la commissione considera i dati contenuti nella relazione del tutto provvisori e quindi insufficienti per una loro utilizzazione ai fini indicati dalla legge. Poi c'è il caso dei baby pensionati. Da ora in avanti anche i parlamentari andranno in pensione a 60 anni, ma qualcuno ha il vitalizio di 8.544 euro già dall'età di 54 anni. Non voglio commentare Giordano, sto dicendo semplicemente che se vogliono cambiare la cambino, ma siccome si chiamano diritti acquisiti... No, ma infatti nessuno dice che hai rubato, tu o molti altri. Nessuno I diritti acquisiti sono acquisiti. Solo che magari c'è più attenzione perché sono soldi pubblici. Ma da questo, da oggi in avanti, è cambiata la norma. Esatto. E quindi quelli che non hanno hanno fatto bene a cambiare. Ma non so se abbiano fatto bene, non me ne frega niente. Però non voglio rispondere dalla solita retorica di uno come te che non vale niente, viene pagato dal privato, butta via i soldi perché tu sei un totale cretino. Il professor Sgarbi non è il solo, è in buona compagnia, c'è pure Pecora Roscanio, Franco Giordano, Oliviero Di Liberto, Martelli e Walter Veltroni. Poi ci sono i deputati poveri, quelli che devono rinunciare al superfluo, come dice l'ex ministro Rotondi. Il problema è che ci sono anche deputati che hanno la famiglia da mantenere dove si trovano, Questo tutti. lavorano dove stanno loro, hanno Molti addosso, lavoratori normali. sì, certo, ma hanno addosso collaboratori, persone che gli tengono i rapporti, e quelli staranno sicuramente meglio di un metalmeccanico, ma se prima facevano gli avvocati stanno molto peggio.